la vita, ma proprio viva la vita tutta la vita, tutta la vita. E allora direzione Griff Oak, direzione Griff Oak, e molti pensieri, perché se è vero che stare music, se è vero che ho sempre sostenuto e lo sostengo tuttora che quando si viene a conoscenza di tragedie che riguardano persone giovani, perché insomma è un fenomeno contro natura, no? Cioè la natura, le perdite, ma sanità tradizionale dispiacciono, se ti tocca direttamente ovviamente moltissimo, in maniera estremamente pesante, ma comunque seguendo un iter naturale. Quando invece senti di un giovane, chiaramente non penso che sia necessario conoscere questa persona per provare un sentimento di profonda tristezza, disperazione, identificandosi in quello che poteva essere e che invece non sarà, per un amico sconosciuto che ha avuto un destino infame, un destino di quelli che servono a quello bravo per farci aprire gli occhi probabilmente, altrimenti non ci sarebbe motivo, ma la nostra mediocrità, il nostro mediovenismo reiterato probabilmente fa sì che quello bravo è come se dovesse sacrificare delle vittime. È forte da dirsi, ma concettualmente è un po' quello che penso. Quindi, per non parlare quando poi vengo in conoscenza leggendo o ascoltando un telegiornale se questo evento riguarda bambini, non ne parliamo proprio, ma comunque già la notizia di un giovane è per me devastante, anche se amico sconosciuto. È evidente che se invece trattasi di un giovane che anche conoscevi, ti era amico, buon conoscente, amico migliore, comunque col quale hai interagito e hai avuto momenti di gradevole coinvolgimento e condivisione, per il quale magari provavi anche profonda stima in quanto era un talento giovanissimo, è chiaro che la tristezza, lo sconforto, l'incredulità, il senso devoto, o come direbbe il verdone nazionale, perché io un po' di cazzeggio lo devo mettere sempre, schifo e dolore, provi schifo e dolore in questo caso. E allora la devastazione, la riflessione sicuramente si fa più profonda. Beh, io ho avuto la grande opportunità poco tempo fa, la notte di Natale del 2017, di conoscere questo amico sconosciuto che mi ha abbordato, nel senso che eravamo in un posto dopo la mezzanotte, notte fonda, dopo lui lavoro, perché era uno chef stellato a 29 anni, stellato Michelin, un talento assoluto. Vedendo che andavo via, avendomi sentito parlare, mi ha avvicinato, dice: scusa, ti posso chiedere una cosa, scusami se ti rompo le scatole a quest'ora, educatissimo. Dico: no, dimmi, ho sentito che parlavi di assicurazioni, che fa l'assicuratore, mi presento, sono Alessandro, io sono uno chef, ho una struttura al centro di Roma e dovrei fare un'assicurazione. Allora insomma, scusa se ti rompo il giorno di Natale, dico: ma stai scherzando? Con molto piacere. E insomma, il 29 di dicembre sono andato a trovarlo all'Accolina, la sua creatura, all'interno di un hotel nel cuore della capitale, una realtà notevole, dove questo ragazzo, che non aveva un futuro roseo, aveva un presente roseo, brillante, vincente, gratificante, che le avrebbe dato tanto a molti, avrebbe insegnato tanto a chi giovane come lui, più giovane di lui, aveva del talento o comunque la voglia di essere un artista in una cucina. Ma questo
invece un bel giorno quello bravo tira fuori il jolly peggiore che ci sia e sliding door, boom, due sere fa, quartiere Pratico, insomma Roma centro più o meno, sto talento, sto fenomeno, sto campione, sto amico sconosciuto fino a poco tempo fa e conosciuto ormai da qualche mese, ragazzo straordinario, insieme a una giovane, se ho capito bene, sua collaboratrice. Sono stati presi in macchina, presi in motorino, loro erano in scooter, con la macchina li ha presi, non ho ancora capito bene la dinamica, la dovrò ancora leggere bene perché insomma poi alla fine i dettagli contano, ma insomma in questo caso contano più i fatti. Beh, queste sono notizie terribili, sono terribili quando non conosci la persona, sono ancora più terribili, sono ancora più tristi, ancora più toste quando invece hai avuto modo appunto di passare del tempo con una persona speciale, con una persona che aveva bruciato le tappe, era riconosciuto a livello non solo italiano e aveva veramente un grande talento, delle grandi capacità e pertanto tanto sicuramente da insegnare e tanto lavoro da dare a chi meritava di condividere nella sua struttura dei momenti importanti. Tutto questo è stato spazzato via in un attimo e questo è tutto sbagliato. Questo è una testimonial che non vorrei mai vedere utilizzare da quello bravo. E se fosse allo 0,1% vera la mia teoria su una sorta di sacrificio umano, soprattutto di quelli bravi, dei più bravi, dei migliori, perché raramente sento dire di giovani delinquenti, giovani infami, giovani animali che perdono la vita precocemente e in modo così fortuito. Raramente, quasi mai, campano, l'erba cattiva non muore mai, i detti sono detti, e i detti non sbagliano, i detti sono fondati, nascono ed esistono sull'esperienza, sulla scorta di ciò che avviene, che qualcuno con capacità di sintesi è stato in grado di mutuare in un detto. I detti non sbagliano mai, non nascono per congetture, nascono per dare di fatto. E l'erba cattiva non muore mai, o quantomeno muore morto tardi. Troppo spesso l'erba migliore, quella sopraffina, ha vita breve, troppo spesso. Non dovrebbe mai accadere questo. Non vorrei mai venire a conoscenza di notizie così tristi, che però devono avere un senso, alle quali dare un senso, perché se ci si ferma al povero ragazzo, poveri ragazzi così giovani e non si fa niente per migliorare se stessi, per sbattersi in faccia che sta vita non va solo rispettata, va amata, va vissuta veramente con ostentazione positiva, senza rompere i coglioni per tutte le banalità per le quali abbiamo motivo nella nostra testolina di lamentarci tutti i giorni. Questo è uno schiaffo alla vita, questo è uno schiaffo alle persone come Alessandro e la sua amica, la sua collaboratrice e tanti altri amici sconosciuti, giovani, troppo giovani, che ogni giorno hanno un destino infame. Ecco, lasciar morire brevemente, velocemente, pochi giorni dopo, il senso, il vuoto, le riflessioni che queste morti ci provocano, ecco, far morire questo poco dopo è la massima forma di non rispetto per chi non c'è più, per chi sto video non lo potrebbe fare, per chi sto video non lo potrebbe ascoltare, perché questo è un video da ascoltare, una chiacchierata di libertà con te, amico sconosciuto, che con grande orgoglio
orgoglio personale, segui secondo questo male pensiero, segui sto povero assicuratore che non è un assicuratore povero, che ha tanta voglia, tanta passione di condividere senza nessuna pretesa e senza nessun pensiero di voler insegnare qualcosa a qualcuno. Ho tanto da imparare, ho tanto da condividere. Secondo te sto male? Beh, stanotte me ne vado a Grifocca con passo triste, con le mani sul volante e il telefonino sghimbescio sul volante come dovrebbe essere sempre, anzi dovrebbe proprio non essere in questa modalità, ma assicurato a una basetta. E quindi don't do it, non at home, in your car o in your bike. Lasciate per me certe cazzate. Mi dispiace tanto veder scomparire in un non nulla, in un batter di ciglio, chi eccelleva, chi aveva avuto coraggio, investito, si era esposto, ma brillava nel cuore della capitale. Mi ha fatto vedere la sua terrazza dove aveva avuto una serata dove c'era stato Paolo degli U2 e un'altra sera mi diceva che c'era stato, mi sembra, Beckham con la moglie, nomi romani di famiglie romane importanti che hanno scelto la sua struttura. Era orgoglioso, si levantava con un'ostentazione positiva, non per fare il fenomeno, con quasi incredulo di quanto questa vita, grazie al lavoro, al sacrificio, al rischio di impresa che si era accollato, aveva tanti dipendenti. Alessandro, tanti, me l'aveva detto un numero importantissimo a 29 anni. Porca merda, è tutto sbagliato, ed è tutto sbagliato se dopodomani io in primis non tiro fuori, non utilizzo, non strumentalizzo questo ricordo, questo fatto ogni volta che mi viene da sbottare per qualunque cazzata la vita mi presenta tutti i giorni. Per rispetto, un bel giorno ho deciso, no, non mi sono imbarcato sul cargo battente e bandiera liberiana, un bel giorno, sempre a seguito di un evento tristissimo, ho deciso di non lamentarmi mai più, di cominciare un vero e proprio allenamento cerebrale finalizzato a sopprimere la facile lamentela. Lamentela zero è il massimo livello, è il livello al quale ambivo, al quale oggi mi sento di dire sono arrivato, e ormai non più meccanicamente butto via la lamentela, la ricaccio giù, ma è il mio nuovo modo di essere, è la mia nuova verità. E secondo te sto male? È gratis, facile, fruibile e applicabile per tutti, e io te lo consiglio. Viva la vita! Ciao Alessandro, mi dispiace tanto, non doveva andare così, eri veramente uno con una marcia in più e sono onorato e orgoglioso di averti conosciuto. Bella per te, e anche un bacio grande alla tua amica, un pensiero ai genitori, agli amici, ai dipendenti, ai collaboratori che da oggi hanno un vuoto incolmabile dentro di loro. Viva la vita! Snaus!